Buongiorno, oggi parliamo di come sedersi in modo rispettoso. È curioso è scoprire che Witold Rybczynski, un architetto canadese nonché docente di urbanistica e scrittore, ha scritto un libro sulle sedie, Now I Sit Me Down, ora mi siedo, in cui divide il mondo in due categorie, le persone che preferiscono la sedia e le persone invece che preferiscono stare seduti per terra. E lo studioso esamina il valore simbolo della sedia e la diffusione che deriva dal bisogno di isolare il proprio corpo dal suolo per non sentire freddo. Inoltre ricorda il valore delle misure delle sedie nella storia, come simbolo di potere, facendo chiaramente riferimento ai troni e al loro significato. In relazione alla sedia vale anche la pena di ricordare quanto ha scritto sarcasticamente il filosofo francese Michel de Montaigne: anche sul trono più alto del mondo comunque si sta seduti sul proprio, e io dico, fondoschiena. Quali sono le attenzioni che dobbiamo avere per sedersi in modo rispettoso e al tempo stesso elegante? Le buone maniere tradizionali consigliano alla donna di non accavallare mai le gambe, ma di tenere ginocchia e caviglie vicine. In alcuni casi è possibile anche inclinare leggermente le gambe da un lato. Questa è la posizione preferita dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton, tanto che questa posizione è stata soprannominata The Duchess Slant, ossia l'inclinazione della duchessa. Questa posizione non rivela nulla di segreto ed è ideale per gli scatti dei fotografi. La postura è comoda, direi molto femminile, e la perfetta angolazione delle gambe crea un effetto zig-zag super raffinato. Inoltre la schiena non dovrebbe mai appoggiare allo schienale, ma stare sempre bella diritta, e il mento parallelo al pavimento. Esistono ovviamente anche altre varianti, tipo ad esempio portare in avanti leggermente una gamba rispetto all'altra, oppure incrociare le caviglie, ma non sempre queste posizioni sono consigliate. Anche per l'uomo è sempre consigliato non accavallare le gambe, meglio tenere le ginocchia parallele ma non congiunte. Perché non si possono accavallare le gambe? Questa è una domanda molto intrigante. Gli studiosi del linguaggio del corpo sostengono che questo sia un gesto seduttivo. Gli viene ad esempio in mente subito la famosa scena del film con Sharon Stone, Basic Instinct. Ma non solo. Potrebbe essere anche un gesto di autoprotezione. Ma oltre a queste interpretazioni esiste anche un significato storico. Ad esempio nei paesi musulmani accavallare le gambe è ritenuto un gesto molto volgare perché si rischia di far vedere la suola a chi ci sta seduto di fronte, la cui esibizione è ritenuta un vero e proprio affronto, un'umiliazione. E in conclusione un'altra curiosità, sempre che arriva dalla storia. In Europa, nell'iconografia medievale, troviamo spesso dei ritratti dei regnanti seduti con il piede destro appoggiato alla coscia sinistra. La rappresentazione in questa posizione aveva lo scopo di affermare il potere dei re. Infatti, solo al sovrano era concesso di atteggiare il proprio corpo come meglio credeva, ma c'è chi nel tempo lo ha giudicato come un gesto di boria altezzosa di chi è pieno di sé. Uno fra tutti fu Erasmo da Rotterdam, che criticò questo costume dei vecchi re nel suo De Civilitate Morum Puerilium, uno dei primi manuali di buone maniere per i bambini.